Primo giorno della fase 2, la capitale supera la prova su bus e metro anche se molti non rispettano le distanze, aumento del traffico rispetto al passato. Roma a marzo fa segnare un meno 9,4% rispetto alla mortalità media degli ultimi 5 anni, lo rilevano l'Istat e l'Istituto Superiore di Sanità. Coronavirus, nel Lazio oggi altri 38 positivi, di cui 26 a Roma, 16 morti, trend in ulteriore calo dello 0,5%, aumentano ancora i guariti. A Roma riaprono anche parchi, giardini pubblici e ville storiche, consentiti sport individuali e passeggiate off limits, assembramenti, picnic e aree attrezzate per bambini. FCA riparte tra ambienti sanificati, dispenser igienizzanti e mascherine. Tra gli operai e i sindacati prevale cautela, le nuove misure saranno valutate nel tempo. Scoprire i segreti delle stelle dal divano di casa, dal planetario di Roma e Campidoglio, 2 serie web che si ripropongono come un esperimento collettivo di osservazione guidata. Buonasera dal TG Lazio. In bus e in metro con la mascherina, è questa l'immagine simbolo anche nel Lazio dell'avvio della fase 2. Si riparte dunque cercando di convivere con il Covid-19, cambia anche il volto del trasporto pubblico con capienza dei mezzi dimezzati e orari prolungati fino alle 23:30. Niente resta alle stazioni, la capitale supera dunque la prova del primo giorno, ma c'è chi non ha rispettato le distanze. Francesco Trapanotto.